Amici, in questo giro che ho effettuato alcuni anni fa e che ho rieditato solo negli ultimi tempi, vi porto con me alla Pieve di Invillino. Ci troviamo nella zona industriale di Villa Santina ed abbiamo appena imboccato la stradina immersa negli alberi che ci porterà al tratto di pista ciclabile della frazione di Invillino. Stiamo per effettuare il nostro ingresso ad Invillino. A breve comincerà la cronoscalata per la Pieve. In lontananza possiamo già notare la chiesa ed il campanile. La salita alla Pieve comincia proprio da lì. Ogni volta che percorro questa salita, più che in agilità e scioltezza, la affronto di potenza. È molto breve ma abbastanza dura, con 2 o 3 tornanti faticosi se affrontati salendo, divertenti quando si scende. Le immagini sono mosse perché, appunto, sono in piedi sui pedali della mia mountain bike e sto spingendo quasi al massimo. Ed eccoci arrivati. Quel giorno sono tornato subito indietro senza dare un'occhiata alla Pieve. Sicuramente lo farò in uno dei miei prossimi video.
Bene amici, grazie per essere stati con me in questa breve avventura. Se vi va, iscrivetevi al canale con la campanella spuntata in modo da rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Cercatemi inoltre anche sugli altri social. Pieve d'Invillino, Lucoral è stato qui. Un saluto di Potenza da Lucoral.